Amiche e amici di Catalan TV, ben trovati a un nuovo appuntamento con il TG dei Fuori Onda. Apriamo questa edizione con un protagonista autorevole, un giornalista finanziario, direttore di Class NBC. Si chiama Andrea Cabrini. Eccomi. Ok, lavoro uno stretta su Cabrini, va bene. Sì, tieni conto che se tutto funziona, perché siamo in corsa, però stiamo facendo i cartelli per far vedere delle robe, quindi a quel punto tu più allarghi perché dico... Sì, ma infatti anche loro me lo dicevano, se sono robe di borsa stiamo su di te, se sono sì. grafici I grafici... C'è questo servizio, poi ce n'è un altro e Sì, il prossimo va bene. Ce li hai tutti? Quando Franco mi dice che ce li ha tutti? Ragazzi, sembra di essere una televisione vera qua con voi intorno. Esatto, direttore. È una buona notizia per le famiglie italiane, in particolare i 2 milioni di famiglie italiane che hanno un mutuo a tasso variabile. Sembra di essere in una televisione vera. Simpatico fuori onda di Cabrini, ma lasciamo l'Italia, andiamo negli Stati Uniti. 4 novembre 2024 viene eletto Donald Trump. C'è un litigio fortissimo fuori onda tra una giornalista greca e i tecnici. Vediamo. What do you think that we don't know how you should... Sorry? Really? Really? We had the same problem at the first day. We had the same problem and we were here 1 hour. Did you ask us to do it? Come on now. Τριγμοί και γκρίνια στην πλευρά των δημοκρατικών. 4 days of problems. Πριν από λίγη ώρα, κυρίες και κύριοι, ο Τζο Μπάιντεν... There's nothing professional around here. Sue me. Απαράδεκτο. Δεν τρέπεται κιόλας. Η Γκάμαλα Χάρις έστειλε μήνυμα σε όλους τους δημοκρατικούς μαλακίες. Φυσικά να κάτσει. Να κάτσει και να κάνει τη δουλειά του. Στο επόμενο βίντεο. Να κάτσει και να κάνει τη δουλειά του. Όπως την κάνουμε όλοι. Λένε για μας μετά. Λένε για μας. Ποτέ δεν θα το κάναμε αυτό. So, 1 minute and a half now. Maybe in the next video, but you should have fixed it. You should have fixed it already. Το δίνω στην Παναγοπούλου, γιατί εδώ ετοιμάζονται να φτιάξουν τα φώτα. Μην το κάνετε. Το λύγουμε. Είναι πολύ μαλάκες, τους είπες ότι είναι πολύ μαλάκες. Ότι είναι αντιεπαγγελματίες. Και ότι κανονικά... Ναι, και ότι κανονικά δεν πρέπει να πληρωθούν. Γιατί δεν υπάρχει μέρα που να μας έχουν δημιουργήσει σοβαρό τεχνικό ζήτημα. Ούτε μία. Γιατί δεν μου είπε να μπω στο σετ, δεν ξέρω εγώ τα φώτα. Δεν ξέρω τη δουλειά που κάνω. Πόση ώρα ήμουν εκεί πίσω, γιατί δεν μου ζήτησε ποτέ να μπω να ρυθμίσει τα φώτα. Έτσι κάναμε όλο το πρώτο δελτίο από εδώ. Αφώτιστη. Και ο τελευταίος οπερατέρ στην Ελλάδα θα είχε φωτίσει. Και ο τελευταίος. Είναι χυδαίοι. Είναι αντιεπαγγελματικό αυτό. They want to get paid for this. 4 days of trouble. Μια mera το sound, μια mera το satellite, μια mera η μαλακία. È una litigata un po' in greco, un po' in inglese, comunque comprensibile, dovuta a diversi inconvenienti. Non funziona praticamente nulla dal satellite, le luci, c'è troppo caldo e questo è il fuori onda che abbiamo visto. Passiamo invece nella penisola arabica. Doha, Qatar, è la sede di un network sportivo che si chiama beIN Sport. Vediamo questo fuori onda.
audio test 1 2 3 audio test 1 2 3 سامع. محمد العلوي بيتكلم. تمام. E con il Fuori Onda di beIN Sport si chiude questa edizione del TG dei Fuori Onda. Vi ringrazio per averci seguito. Arrivederci.